La qualità dei prodotti Oppo Veneto arriva al McFruit di Rimini dal 10 al 12 maggio 2017, testimoniando l'eccellenza di frutta e verdura coltivati con un mix di tradizione e innovazione nel rispetto della stagione e del territorio su cui si lavora. Freschezza, naturalità e rispetto dell'ecosistema sono i concetti chiave di questa organizzazione. L'eccellenza e la qualità veneta italiana raggiungono la Fiera internazionale dei professionisti del settore ortofrutticolo in Italia e in Europa. L'Associazione Produttori Ortofrutticoli Veneto, nata nel 2001 a Zero Branco, produce e commercializza prodotti certificati, tra cui ben 13 con il marchio DOP AGP. Tra i prodotti certificati più apprezzati spiccano il radicchio di Chioggia, il radicchio rosso di Treviso, il radicchio di Verona, il variegato di Castelfranco, l'insalata di Lusia, l'aglio bianco polesano e molti altri ancora. Inoltre, la certificazione Global Gap Partnership for Agriculture Practices garantisce ai consumatori che i prodotti soddisfano standard internazionali di tracciabilità, sicurezza, rispetto per l'ambiente e salvaguardia della salute dei lavoratori. Dalla nascita dell'associazione negli anni 60, le adesioni sono cresciute notevolmente, andando a includere realtà associative quali la cooperativa sottomarina di Chioggia, il consorzio Freschissimi, la cooperativa produttori agricoli del Fucino, la cooperativa Terre Eugane di Pernumia, la cooperativa Ortolani di Rosolina, la cooperativa Corte Veneta di Cologna Veneta. Dopo la presenza frutto logistica con lo slogan All Around Italy, Oppo Veneto approda al McFruit di Rimini con un innovativo stand-up che rievoca una passeggiata all'interno di un viale alberato. Si tratta di una fiera verticale che rappresenta tutta la filiera, afferma Francesco Arrigoni, direttore di Oppo Veneto. Per questo parteciperemo. I vari totem rappresentano i prodotti di punta dell'associazione e saranno posizionati lungo la passeggiata che taglia lo stand. Da più di 30 anni McFruit propone iniziative per l'innovazione e per l'internazionalizzazione, diffondendo i nuovi trend e know-how delle eccellenze presenti nel nostro territorio.